E via che si parte per un'altra discesa. Questa volta andiamo dritti. Qua, se non sbaglio, c'è un po' di contropendenza. Infatti bello. Non me lo ricordo benissimo questo pezzo, ma credo di aver capito dove siamo. Stupendo questo boschetto. Ed eccoci qua, a Rio Ligonta. Adesso credo che gireremo di qua. Sì. Qua c'è l'Opulis. Ma noi ci buttiamo dentro di qua. Proviamo a vedere. Dovrei collegarmi sulla variante Delta. Proviamo a vedere, se no era l'incrocio quello sotto. Di qua. Bello questo. Nuova questa parte, mai fatta. Che figata! Ah, eccolo qua, giusti. Abbiamo preso il raccordo giusto. Adesso ci buttiamo sulla Piero Bassa. Mamma mia, ma quanto scorre! Figata! Bello, bellissimo, wow. Continuiamo il giro portandoci verso Tardago, così facciamo rifornimento di acqua.
che oggi si suda. Facciamo rifornimento. Qui abbiamo scollinato la chiesetta di Sant'Agnol sul colle di Sant'Angelo. Adesso andiamo giù di qua. 3 veci, variante dritta. E svoltiamo subito a sinistra per fare la variante delta. Ora qui dovrebbe iniziare la parte un po' più divertente della variante delta, cioè la parte in discesa. Non è particolarmente impegnativo come sentiero, però comunque dai, carina questa parte. Dovrebbe essere finito a breve. Eccoci qua. Qua ci ricolleghiamo al Piero Alto, magicamente. Ho sentito anche delle voci, vediamo se riesco a recuperarli. Vabbè, ma li hai fatti bene i piedi però. Salve. Ciao. Oh, Ora chi si vede? Dio buono. Mi trovate in fragranza. Com'è la forcella? Bene. Tutto un altro feeling. Destra. Dritto, destra, destra, destra. C'è Davide, ti presento Davide. Ciao. Wow, che bello verde. Giornata stupenda. Ora andiamo a fare Piero Alto, preso dall'inizio. Qui ci siamo passati anche prima. Da qua siamo scesi, che abbiamo fatto la variante delta. E qua via che si entra subito. Piero Alto e giù. Inizia a farsi buio.
inizia a sentirsi la stanchezza. Ok, ora andiamo a prendere l'Opulis basso. Eccoci qua al monumento del ciclista. Bel giro anche oggi, tutto girovagando per Dardago, sì, per i sentieri di Dardago. E ora si rientra a casa. Ci vediamo alla prossima avventura.